mette Kevin vi rompere i coglioni. Amici sportivi, buonasera dalla tensostruttura di Via dei Sanniti di Matera, dove si sta per giocare la quinta giornata del campionato di Serie A2 di hockey su pista girone B tra la Roller Matera e il Viareggio. Le squadre sono già in pista, io vado alla lettura delle formazioni scelte dai rispettivi mister. Per la formazione viareggina, Poletti, Cortesi, Cinquini, Biancucci, Toti, Tomei, Poletti Francesco, Spagnuolo, Bicicchi e Mascherpa. Per la compagine di casa, agli ordini di mister Antezza, c'è Pigato, Elauzi il capitano, Matteo Matera, Piozzini, Torres, Ferrara, Rondinone, Santeramo, Monticelli e Amatulli. Ricordiamo che appunto è la quinta giornata del campionato di Serie A2 di hockey su pista. Le due formazioni sono entrambe piazzate al primo posto con 9 punti in compagnia di altre compagini, e il team di casa viene dalla affermazione esterna in quel di Prato per 10-3, mentre la compagine ospite, il Viareggio Hockey, è reduce dalla sconfitta interna per 4-3 ad opera del Sarzana. Quindi praticamente è un match che entrambe le formazioni avranno voglia di vincere. Chiaramente il club di casa cercherà di sfruttare il fattore interno per mettere in cassaforte altri 3 punti preziosi, mentre il club toscano cercherà di ribaltare la sconfitta della settimana scorsa e riprendere la marcia in classifica. È tutto pronto, ecco, match iniziato con il club ospite che ci prova anzi in attacco, ma recupera il Matera con subito un forte fendente di Monticelli terminato fuori, ma ancora Matera con il pallino sulla stecca, e c'è Piozzini, vice capitano, Santeramo, uno dei veterani del club allenato da Valerio Antezza. Ancora Santeramo per Monticelli, il suo tiro viene fermato dall'estremo difensore ospite. Santeramo, Matera che è partito in attacco in questo primo tempo.
ancora Matera, c'è adesso il tentativo di attacco della formazione del Viareggio. 11, numero 11 Viareggino, azione fermata dall'arbitro. Santeramo viene bloccato, riparte il Viareggio, tentativo bloccato da Piozzini, riparte subito in attacco e la sua conclusione sfiora il palo alla destra del portiere ospite. Ripartono comunque i toscani con Cinquini. Poi c'è il numero 18 Bicicchi che serve Poletti. Davanti a lui c'è Santeramo, lo ferma. Ripartono i padroni di casa con Monticelli, Santeramo, Piozzini, Monticelli. E Santeramo all'indietro, tiro dalla distanza, pallino bloccato da Piozzini in maniera involontaria. Ripartono gli ospiti, ma tutto bloccato da Santeramo e si riparte con la formazione di casa che è alla ricerca del gol del vantaggio. Torres serve Piozzini, poi c'è Santeramo, nuovamente a Torres all'indietro per Monticelli. Piozzini cerca l'assist per Torres, ma il portiere anticipa tutti e adesso è proprio invece dall'altro lato Elauzi che blocca e serve Santeramo. Passaggio troppo corto e preda del portiere dei toscani. Ancora Torres per Santeramo, adesso serve Monticelli. Santeramo, Torres, tiro e palo di Torres con pallino che si stampa sul palo alla sinistra del portiere ospite. Quindi occasionissima di Poletti, occasionissima per il Matera per portarsi in vantaggio. Ancora il gioco nelle stecche della Roller Matera, però nulla di fatto, quindi ripartono gli ospiti con Cortesi. Fermato il numero 9 Cinquini da Santeramo e quindi nuovamente Matera con un tiro immediato di Torres, preda del portiere ospite, così come questa conclusione di Santeramo bloccata con il pugno da Poletti. E adesso c'è la chance per i biancorossi con il tiro che termina fuori bersaglio da parte di Cinquini Jonas. Ancora Roller, ancora Newco Roller Matera. Monticelli, Santeramo, Monticelli per Piozzini, Santeramo, Piozzini, Monticelli anzi cercava un filtrante per Piozzini, ha fatto buona guardia all'estremo difensore biancorosso e si riparte ancora con la Newco Roller che imposta il gioco con Santeramo, trova un servizio che si spegne alle spalle del portiere ospite, quindi si riparte con il Viareggio. Nuovamente
che nuovamente prova ad imbastire un'azione di attacco. Numero 18 Bicicchi, Cinquini per Cortesi, Matera tutta nella sua metà campo alla difesa della porta, considerato che anche il Viareggio, come dicevamo in anteprima del match, è un club che occupa una buona posizione come il Matera, e vediamo adesso appunto una traversa colpita proprio dalla formazione ospite, quindi ogni qualvolta si affaccia dalle parti di Elauzi diventa pericolosa. Ecco perché, motivo per cui i materani si riversano tutti quanti nella propria metà campo. Quando mancano 18 minuti alla conclusione del primo tempo, riparte la roller con Piozzini che serve Santeramo, tiro forte di quest'ultimo, preda del portiere ospite. All'altro lato occasione bloccata da Elauzi e nuovamente Matera, ma ancora ripartenza del Viareggio con un tiro di Poletti rimpallato dalla difesa, e nuovamente sfera sulla stecca materana con Santeramo, Torres, Santeramo per Monticelli, Santeramo, Torres, Santeramo. Niente da fare, sono passati i secondi. Riparte il Viareggio. Nulla di fatto, ancora occasione per il Matera con Torres vicino alla porta avversaria, poi c'è Monticelli che recupera la sfera. Monticelli è braccato da Poletti all'indietro per Piozzini, poi c'è Santeramo, gira il tutto per Monticelli, Santeramo ancora lui, da fuori del gol, mette a segno un gol dalla distanza, Santeramo, Luca Santeramo ci ha provato per l'ennesima volta da fuori e ci è riuscito, quindi cambia qui il parziale alla terza struttura di Matera con il vantaggio della Newco Roller Matera per 1-0 sul Hockey Viareggio con il gol di Luca Santeramo. Vediamo questa nuova occasione per il Matera sfumata, quindi al minuto 8 e 10 del primo tempo Santeramo ha messo a segno il gol del vantaggio per la Newco Roller Matera, quindi 1-0, e diciamo che ha suggellato un inizio di gara tutta di marca, possiamo dire, materana, che sta provando a sfruttare appieno il fattore casa, ben consapevole di avere di fronte una formazione, quella del Hockey Viareggio Hockey, molto competitiva e molto ben messa in campo. Però diciamo stiamo assistendo in queste prime battute del match, sono passati circa 9 minuti, a un buon incontro e vedendo appunto due formazioni ben schierate in pista, sia dal mister casalingo Valerio Antezza che dall'allenatore del club ospite Alessandro Martini.
Stiamo per assistere alla ripresa del incontro. Ecco qua, con sempre la sfera tra le stecche materane e Piozzini che cerca un tiro al volo che si spegne di poco alto sulla traversa della porta difesa da Poletti. E ancora Matera in attacco con Torres che evita un po' gli avversari, però poi non riesce a sfruttare questo vantaggio e riparte comunque il Matera con Piozzini. Torres vicinissimo al gol del 2-0, pallino che si perde alla sinistra di Poletti, però Viareggio non è domo, cerca di impostare una nuova azione di attacco con Cinquini che serve Poletti all'indietro per Cortesi, anch'esso cerca il tiro dalla distanza, bloccato da un suo avversario in maniera volontaria da Bicicchi, e quindi nulla di fatto per il Viareggio, ma è Santeramo che serve all'indietro il suo compagno Piozzini, pallino però fermato e nuovamente tra le stecche viareggine. Biancorossi in avanti alla ricerca del pareggio, attenzione a qualche errore difensivo del Matera, ma ripartono i materani con il gol di Piozzini, servizio di Torres sotto porta e il gol di Piozzini per il 2-0 di marca materana. Al 10° minuto Piozzini ha messo a segno il raddoppio. Ottimo il servizio di Torres, non si è lasciato sfuggire questa occasione ghiottissima. Piozzini che in questo momento sfiora anche il tris. Bravo il portiere ospite a chiudere lo specchio, quel pezzettino di specchio della porta, e quindi si riparte con la roller Santeramo, sul quale viene commesso un fallo da parte di Cinquini, se non erro, e quindi dicevamo è arrivato il raddoppio del club di casa quando mancano 14 minuti e 29 secondi al termine del primo tempo. Raddoppio del Matera con un'ottima azione e un altrettanto ottimo assist di Torres per sottoporta per Piozzini. Chiaramente non si è fatto sfuggire questa chance e ha messo il pallino alle spalle del estremo difensore ospite. Adesso vediamo lo stesso Piozzini pronto a tirare un tiro libero, vediamo, si fa respingere da Poletti, quindi tris del Matera non concretizzato. Si riparte con il club materano. Nel frattempo è entrato nella roller Michele Ferrara, un giovane del vivaio, e ci prova con un tiro poco pretenzioso Poletti, che si spegne alla sinistra di Elauzi. Elauzi fino adesso impegnato veramente poco. Ancora Matera, e bravo nuovamente Poletti a bloccare questa insidia, ma è ancora la formazione di casa con Santeramo per Piozzini, ancora Santeramo, Ferrara, tiro di Ferrara bloccato da Poletti. Santeramo, Santeramo chiede la palla, la ottiene, ancora Ferrara, Torres non aggancia bene il pallino,
ancora al Matera con Amatulli, era Amatulli, non Torres, a aver sprecato questa occasione. Nuovamente un fendente di Ferrara bloccato dal portiere in maglia verde, e Viareggio riparte spazzando però la sfera dove non c'è nessuno, preda di Elauzi che serve Santeramo, tiro di Amatulli da sottoporta, facile preda però del numero 1 del Viareggio, e ancora si riparte con il 29 Cortesi, fermato da Ferrara. Amatulli, Santeramo, Ferrara, Santeramo bloccato il suo tiro da Cinquini, però il suo passaggio va nella terra di nessuno e quindi è facile preda della formazione materana con Amatulli, ma sbagliano i padroni di casa e nuovamente il numero 12 recupera il pallino. Poletti poi è ancora Poletti che evita due avversari e avanza. Cinquini al centro, pallino recuperato da Ferrara, Ferrara evita l'avversario di fronte alla porta, non riesce il suo tiro, neanche Amatulli successivamente non riesce a sfruttare questa occasione. Nuovamente ripartenza del club ospite con un tiro di Poletti che termina alto quando mancano 11 minuti alla conclusione del primo tempo. Il parziale è sempre fermo sul 2-0 per la compagine di casa, quando c'è l'occasione di Ferrara su assist di Santeramo. Non ci è riuscito nel tentativo di portare il Matera sul 3-0. Piozzini dietro la porta, vede Santeramo, ma serve Ferrara. Santeramo dall'altro lato, evita un avversario, prova il servizio per Ferrara, non aggancia, ma è ancora Matera in possesso di pallino con Amatulli. Ferrara evita l'avversario, tira e parata di Poletti. Ancora Amatulli, Santeramo e Ferrara, Piozzini, Amatulli, anzi Ferrara, prova il tiro alto, ripartono i biancorossi di mister Martini con il numero 12 capitano Poletti, è uno dei più presenti appunto nelle azioni della formazione toscana. Poletti bloccato da Piozzini che recupera il pallino, ha davanti a sé appunto il capitano, serve all'indietro il suo compagno, il numero 36 Amatulli per Santeramo. Santeramo davanti a sé ha due avversari e preferisce servire Piozzini. Adesso c'è il tiro a Ferrara, poi Santeramo bloccato, ma recupera ancora la sfera dietro la porta di Poletti, attende l'arrivo dei compagni, ma il suo passaggio non è preciso, viene bloccato da appunto sempre dal capitano Poletti, onnipresente nelle azioni della sua squadra, e quindi c'è un time out adesso richiesto dal club ospite quando mancano 9 minuti e 4 secondi alla conclusione di questa prima frazione di gioco. Ricordiamo il parziale è la Newco Roller Matera in vantaggio per 2-0 in virtù dei gol messi a segno da Santeramo al 8° minuto e da Piozzini al 10°. Piozzini diciamo che ha poi avuto anche qualche altra occasione per incrementare il vantaggio, ma è stata ben attenta la compagine ospite a bloccare le insidie.
Ricordiamo che entrambe le formazioni sono a 9 punti in classifica e il Matera viene dalla vittoria esterna, mentre il Viareggio, vittoria esterna del Matera sulla pista del Prato, mentre il Viareggio dalla sconfitta sulla pista casalinga per 3-4 contro il Sarzana, quindi un Viareggio che avrebbe bisogno di punti e spinto anche dalla voglia di riscatto. Ma Matera in queste battute del primo tempo si vede determinato a continuare la sua striscia vincente. Vediamo appunto che mister Antezza si sbraccia dalla panchina, appunto vuole un Matera che attacca, vuole un Matera grintoso, vuole un Matera che ambisce a portare a casa poi i 3 punti. Piozzini fermato, sempre da solito Poletti, il cui passaggio però si spegne in un nulla di fatto. Piozzini serve Monticelli, Piozzini, Amatulli, Ferrara, Amatulli, Monticelli, Piozzini, Ferrara, serve Monticelli, il cui tiro viene intercettato da Poletti. 7:49 alla conclusione del primo tempo, ripartono i biancorossi con 29. Tenta il tiro il 12 ma non trova il bersaglio e quindi riparte il club allenato da mister Valerio Antezza, un'icona dell'hockey materano. Nuovamente 3 Piozzini, poi c'è Amatulli, Monticelli, Piozzini, Ferrara, Monticelli bloccato, ma il pallino gli rimbalza sulla stecca, ancora lui, Monticelli avanza, servizio per Amatulli, evita un avversario, passaggio al centro dove non arriva in una prima battuta Ferrara, poi ci arriva ma è troppo tardi e ripartono gli ospiti sempre alla ricerca del gol per accorciare le distanze, ma Matera fa buona guardia come in questo momento su un tiro dalla distanza di Capitan Poletti, facile preda di Capitane Lauzi, anche egli veterano nelle fila dell'hockey tra le squadre materane, cresciuto proprio qui a Matera, hockeyisticamente parlando, e quindi uno dei veterani proprio dell'hockey materano, prima con la rotellistica, poi con la pattinomania, adesso con la roller. E vediamo che in questa occasione c'è il numero 12 Poletti che in maniera rocambolesca mette a segno il 2-1. Poletti, dicevamo uno dei più presenti nelle azioni della ok Viareggio. 2-1 al 19esimo, 2-1 per la compagine di casa, accorcia le distanze il Viareggio e Matera deve fare adesso attenzione, deve cercare di allungare questo vantaggio anche prima della chiusura del primo tempo. E gol! Ha quasi ascoltato Piozzini e ha messo a segno immediatamente il tris per il club di casa, quindi 3-1 Roller Matera.
Matera 3, Viareggio 1. Dicevamo appunto che sarebbe stato importante andare negli spogliatoi con un vantaggio più cospicuo, e Piozzini prontamente ha risposto al gol di Poletti. C'è da dire comunque che effettivamente il Matera ha attaccato ai punti, diciamo, in questo primo tempo andrebbe il risultato al Matera, perché ha attaccato molto più frequentemente dalle parti della porta avversaria rispetto al Viareggio, che comunque non ha disdegnato anch'esso delle occasioni, delle sortite in avanti, guidate appunto quasi sempre dal suo capitano Poletti, che è poi l'autore del unico gol di marca toscana fino ad ora. Nuovamente in avanti i biancorossi, intercettato il pallino da Torres, e quindi c'è Piozzini nuovamente con la sfera sulla stecca. All'indietro per Torres, 4 minuti alla conclusione del primo tempo. Santeramo tutto fermo, time out. 3:56 alla conclusione del primo tempo sul tabellone. Ricordiamo 3-1 il parziale in favore del Newco Roller Matera, grazie ai gol di Santeramo e poi la doppietta di Piozzini, mentre per il club toscano il gol è stato messo a segno da Capitan Poletti al 19° minuto. Quindi Matera che continua a mantenere questo vantaggio, doppio vantaggio rispetto al club toscano, che deve essere sempre tenuto a bada, visto che anch'esso occupa delle posizioni importanti in classifica e assolutamente non deve essere sottovalutato. Vedremo cosa succederà nel secondo tempo. Comunque si riprende quest'ultimo periodo della prima frazione, quando mancano 3 minuti e 50 secondi. Pallino conquistato dal Matera con Santeramo nulla di fatto. Ripartono gli ospiti. Tiro smorzato da Piozzini. Piozzini avanza, Piozzini e gol di Torres. Servizio di Piozzini e pallino appoggiato in rete da Torres. Quindi 4-1 per il club di casa. Torres al 21°, Torres per il 4-1, il poker di marca materana, e quindi partita che si va più leggera per il team di mister Malagantezza, con Piozzini all'indietro, Santeramo, Monticelli, Piozzini. 2:51 al termine, Santeramo, Monticelli, Santeramo, Torres, movimento nel centrocampo del Viareggio, dove entrambe le squadre adesso stanno giocando. Tiro dalla distanza di Torres, pallino che si spegne lontano dalla porta difesa da Poletti. Adesso è il numero 77 Biancucci, non riesce la sua avanzata e adesso ha davanti a sé Torres, non riesce a rubargli il pallino. Biancucci prova e cerca Cinquini, ma viene fermato da Santeramo.
1,57 alla conclusione, pallino che sfugge dalla stecca di Piozzini, ma c'è sempre Santeramo pronto a conquistare. Ancora Torres, Piozzini, Santeramo, Torres, Matera in avanti, non riesce il passaggio di Monticelli. Monticelli recupera la sfera, Piozzini, Monticelli, passaggio per Piozzini e occasionissima del quinto gol, sfumata per un non nulla. Ripartono i padroni di casa con Piozzini per Torres, Santeramo, tiro di Santeramo fuori, probabilmente è stato deviato. Ancora il Viareggio dove non c'è nessuno, però c'è invece Torres a recuperare la sfera che serve Monticelli. Santeramo, 50 secondi alla conclusione. Monticelli da solo sbaglia l'appoggio, ma viene recuperato il pallino da Torres che serve Piozzini, serve a sua volta Santeramo, occasione sfruttata in maniera non positiva dalla Roller, sfortunata. E adesso c'è Santeramo, fa due avversari, si libera con un servizio per Torres, all'indietro Monticelli, il servizio nuovamente per Santeramo, non la aggancia e ancora occasione per il club di casa con Amatulli che non è fortunato. Torres, 6 secondi, pallino rubato dal suo avversario, dal numero 18 Bicicchi, ma l'arbitro ferma tutto quando ormai mancano 3 secondi alla conclusione del primo tempo. E si riparte. Santeramo e il primo tempo finisce qui, quindi ricordiamo il risultato parziale dopo i primi 25 minuti. Matera 4, il Viareggio 1. Ricordiamo i gol, c'è stato il vantaggio di Santeramo, poi la doppietta di Piozzini e poi il quarto gol di Torres, mentre per il Viareggio c'è stata la rete di Poletti. Noi ci congediamo per questo primo tempo e ci sentiamo fra qualche minuto.
Amici sportivi, ben ritrovati dalla tensostruttura di Via dei Sanniti di Matera. Lorenzo Tortorelli alla cronaca per questo secondo tempo del match che vede impegnate il club di casa, la Roller Nuco Matera, e il club toscano del Hockey Viareggio. Risultato fermo sul 4-1 per il club di casa, in virtù del gol di Luca Santeramo, la doppietta di Piozzini e poi la marcatura di Torres in conclusione di primo tempo. Gol intermezzati dal unico centro messo a segno dal Viareggio Hockey, da Capitan Poletti, uno dei più attivi nel primo tempo. Vedremo cosa riserverà questa seconda frazione, questi secondi 25 minuti. Vedremo cosa si sono detti negli spogliatoi sia mister Antezza e dall'altro lato mister Alessandro Martini, cosa hanno detto ai propri ragazzi. Ricordiamo, come dicevo prima, che entrambe le formazioni sono appaiate a 9 punti in classifica, 4 gare giocate, primo posto in condominio con altre formazioni, ma il club materano viene dalla vittoria di Prato, mentre il club toscano dalla sconfitta interna ad opera dei liguri del Sarzana, e quindi la voglia di riscatto è tanta, ma di fronte c'è un Nuco che non lascia molto spazio agli avversari, che ripartono, partita iniziata da qualche secondo, sempre lui Poletti, bloccato da Elauzi, pallino del Matera con Monticelli, all'indietro per Piozzini, Santeramo, quintetto confermato, quintetto base confermato da mister Valerio Antezza, un quintetto che ha fatto molto bene nel primo tempo, e poi altrettanto i cambi utilizzati da Antezza come Ferrara e Amatulli non hanno fatto di meno, anzi. Vediamo un'occasione spazzata dal portiere numero 1 Poletti, e riparte il Matera con Santeramo, Monticelli, Santeramo per Piozzini, Monticelli nuovamente all'indietro per Santeramo, che ha sbloccato questo match con un tiro dalla lunghissima distanza. Una sua caratteristica, quella di tirare spesso dalla distanza e cercare o una deviazione o il gol diretto. In questa occasione è riuscito con un gol di buona fattura, ma più che altro un gol che ha sbloccato il match dopo una prima fase di studio da parte di entrambe le formazioni. Vediamo che ancora Matera dalle parti della porta avversaria con Monticelli all'indietro per Santeramo, e nuovamente fa partire il suo bolide dalla distanza, ma questa volta Poletti è stato attento e ha risposto con il pattino a questa insidia. Ancora Matera, ottima la difesa della formazione di casa, ancora un attacco orchestrato da Piozzini, bloccato da Poletti, e adesso sono gli ospiti che ripartono. Cerca il tiro con successiva deviazione il numero 7 Spagnuolo, deviato, pallino fuori, e quindi si riparte con una rimessa dalle parti di Elauzi quando mancano 22 minuti alla conclusione del match. Numero 29 Cortesi per il 7 Spagnuolo, viene recuperato da Piozzini, che serve Santeramo, il cui passaggio non trova nessuno, anzi poi c'è proprio Piozzini a sparzare fuori dalle parti di mister Antezza, che
che dà il pallino ai suoi. Si riparte con il capitano del Viareggio Hockey, poi pallino per Cortesi non trova il passaggio filtrante, riparte il Matera con un'occasionissima sprecata da Piozzini. Il suo tiro si spegne di poco alto sulla traversa della porta difesa da Poletti. Ripartono gli ospiti con il numero 7 Spagnuolo, fermati da un intervento in anticipo di Santeramo. Piozzini, occasionissima, ancora una volta la prima forse più netta e nitida nel secondo tempo del Matera, questa volta con Torres. Pallino viene fermato dalla traversa, quindi sesto gol negato al club di casa. Il quinto gol negato al club di casa. Quindi gioco fermo. Riparte il Viareggio Hockey, ma viene tutto fermato da Santeramo. Santeramo avanza, serve il suo compagno Torres, all'indietro per Piozzini. Santeramo, Monticelli, Santeramo, ancora Matera, servizio filtrante di Torres per Monticelli, non riesce a finalizzare, ma si riparte con Santeramo. Piozzini, troppo lungo il pallino e la sfera viene riconquistata dal club ospite con il capitano numero 12 Poletti, che effettua un tiro molto potente, però è stato attento Elauzi a respingere con i pugni e quindi si riparte ancora con il Matera, ancora alla ricerca del gol, della sicurezza. Santeramo dietro la porta difesa da Poletti, attende l'arrivo di qualche compagno, c'è Piozzini che si muove, anche Amatulli. Torres, Piozzini per Torres, dietro la porta di Poletti. Torres, servizio per Santeramo, bloccato, nulla di fatto per la New Roller Matera. Ripartono i biancorossi con il numero 18 Bicicchi, fermato, e si riparte con Piozzini. Piozzini ci avvicina a sé, Torres, anticipato da Poletti. Poi c'è ancora Torres per Santeramo. Torres, tutto il Matera dalle parti della porta avversaria. I più arretrati sono appunto Torres e Santeramo. Santeramo preferisce passare a Piozzini. Amatulli, servizio per Torres, Piozzini, intercettato, e si riparte con il Viareggio in attacco. Numero 7 Spagnuolo, fermato da Amatulli. Piozzini, servizio all'indietro per Torres. Piozzini, Santeramo, Amatulli, Torres, Santeramo, il vice capitano Piozzini all'indietro per Santeramo, prova da lontano, pallino che va alto e lontano dalla porta. Si riparte con il club toscano e il suo capitano, che poi serve il numero 18 Bicicchi dietro la porta difesa da Elauzi.
ancora lui, prova il tiro e Lauzi lo ferma facilmente quando mancano 17 minuti alla conclusione del match. Ribadiamo il risultato: 4-1 a favore della Newco Roller Matera su comunque un buon Viareggio Hockey, che in questo secondo tempo pare essere entrato in pista con un piglio diverso, la voglia di cercare di agganciare la formazione di casa. Però dall'altro lato c'è comunque una Roller desiderosa di portare a casa i 3 punti, quindi appare, diciamo, un'impresa abbastanza difficile per il club ospite, quella di poter pareggiare. Però ecco, mancano ancora 16 minuti, quindi c'è tutto il tempo. Vedremo cosa riusciranno a combinare gli uomini di Alessandro Martini. Ancora Matera con Santeramo, servizio per Piazzini, il suo tiro si spegne di poco alla destra del palo difeso da Poletti e c'è time out. Quindi ricordiamo appunto il parziale di 4-1 per il club di casa in virtù delle reti di Santeramo, poi la doppietta di Piozzini e il gol di Torres. Il gol del Matera intermezzati dall'unica marcatura di marca toscana, quella di Poletti, il capitano. Formazioni che si stanno affrontando qui a Matera a viso aperto, un bel incontro, la partita piacevole. Diciamo, il comune denominatore del match è quello di conquistare i 3 punti da parte di una e dell'altra formazione, quindi diciamo questo spinge anche a vedere una bella partita, una partita giocata a viso aperto. (16 minuti e 25 secondi alla conclusione del match). Si riparte con la conquista della sfera da parte di Ferrara, poi c'è Torres, Ferrara è uno dei giovani atleti che sono cresciuti proprio nelle giovanili, nel vivaio della formazione materana, espressione anche di questa volontà del club, del presidente Perai, di credere sui giovani e sui giovani anche del posto, come la tradizione vuole. Matera città, e gol ed è Santeramo mette a segno il 5-1. Al nono minuto della ripresa è Santeramo che mette a segno il 5-1, quindi Santeramo ha sbloccato il match, suo il primo gol nel primo tempo, suo il primo gol è l'unico segnato da entrambe le squadre nel secondo tempo. (5-1), doppietta quindi di Santeramo, doppietta di Piozzini e gol di Torres per il Matera, gol di Poletti per il Viareggio Hockey. E vediamo cosa ci riservano questi altri 15 minuti che ci porteranno poi alla conclusione di questa quinta giornata qui sulla pista della tensostruttura di Via dei Sanniti di Matera. Ancora la Roller in attacco, bloccata da Poletti. Ripartono gli ospiti ed è bloccato invece il tiro di Bicicchi da parte di Elauzi. Nuovamente azione propositiva del club di casa con Santeramo. Ferrara per Amatulli all'indietro per Santeramo che
si trattiene sempre come ultimo uomo nelle azioni. Attenzione, attenzione, uno scontro tra Ferrara e Poletti, chiaramente uno scontro fortuito tra i due giocatori, che comunque pare, seppur molto diciamo, pesante come scontro, ma non abbia per fortuna portato a nessuna conseguenza negativa. (14 minuti alla conclusione del match), 5-1. Newco Roller Matera, ASD Viareggio ok. Viareggio ancora in avanti con Toti che serve capitano. Poletti evita due avversari, prova il tiro dalla distanza, ma facile preda, è bloccato in maniera molto semplice da Torres. Ripartono i padroni di casa con Torres che serve Santeramo, poi Ferrara per Torres, ancora lui dietro la porta, prova il tiro ma viene bloccato. Ripartono gli ospiti, i biancorossi, con il numero 6 Toti, bloccati però dal Matera, e nuova ripartenza sulla stecca di Torres per Santeramo. Amatulli all'indietro per Santeramo, è solo Ferrara, ma Santeramo serve Torres nuovamente all'indietro per Santeramo. Amatulli, Ferrara, Santeramo, Ferrara, Amatulli evita il suo diretto avversario, cerca il tiro dalla distanza, cerca più che altro una deviazione, ma non ci riesce né Torres né Ferrara, che in questo momento viene atterrato. 5-1 il numero dei falli, e 12 minuti e 51 secondi alla conclusione del match, alla conclusione di questa quinta giornata. Ancora il Matera, ancora possesso palla della Newco con Amatulli. Ferrara, tiro, carica la stecca, ma il tiro termina di poco, out, e nuovamente c'è il Viareggio che riparte con il suo capitano, numero 12 Francesco Poletti. Servizio per il 29 Lorenzo Cortesi, ma viene bloccato dal neoentrato Simone Rondinone, un altro giovane frutto del vivaio della formazione materana, un vero e proprio armadio in pista, vista la sua notevole stazza. E si riparte con il Matera in avanti, occasione, mischia nell'area, ed è proprio Rondinone che non riesce a sfruttare con la stoccata vincente questa mischia in aria. Ripartono gli ospiti, fischio da parte dell'arbitro. Si riparte con una punizione per il Viareggio, c'è Cinquini, servizio all'indietro sbagliato, ne approfitta subito Amatulli, viene atterrato in aria ma l'arbitro lascia proseguire e si riparte con Poletti, servizio per il 29 Cortesi, occasione per il Viareggio con Toti, ma Elauzi fa buona guardia alla porta e si riparte con il Matera, ma l'arbitro
fischia quando mancano 11 minuti alla conclusione della partita e il Matera resta in vantaggio per 5-1 sul Viareggio Hockey. C'è sempre Cinquini nuovamente all'indietro per il capitano. Cinquini, Poletti, Cortesi, Cinquini, Cortesi, Poletti, anzi Cortesi in questo momento, Cortesi, passaggio dove non c'è nessuno, c'è Santeramo, c'è Luca Santeramo che intercetta la sfera e quindi adesso cerca di far ripartire i suoi con il passaggio per Simone Rondinone. Ferrara, Santeramo evita Cinquini, suo il tiro dalla distanza, bloccato dalla difesa ospite. Adesso si riparte con Capitan Poletti. (10:07) alla conclusione. Cinquini, Poletti, ancora Viareggio in questa circostanza, ma Matera sbroglia tutto e peccato per un passaggio lungo per Santeramo, che in questo momento recupera la sfera. Ferrara, servizio al centro per Amatulli, suo il tiro ma sua anche la presa del portiere Poletti. Filippo, e quindi nulla di fatto per il Matera. Ancora Viareggio e ancora un tiro di Francesco Poletti e respinta di Elauzi. Ancora Viareggio, pallino che si spegne fuori dopo una deviazione di Luca Santeramo e time out quando mancano 9 minuti alla conclusione della partita. Ricordiamo il parziale appunto di 5-1 e più che altro ricordiamo i marcatori: doppietta di Santeramo, doppietta di Piozzini e gol di Torres per la Roller, mentre rete di Poletti, Poletti chiaramente Francesco per il Viareggio. Ultimi 9 minuti in questi appunto queste giga di lancette. Il mister ospite, mister Martini, cercherà di addrizzare questa partita per non incappare nella seconda sconfitta consecutiva dopo quella appunto immediata in casa contro il Sarzana nel match precedente. Ma chiaramente il Matera dall'altro canto non può farsi sfuggire questa occasione d'oro. Vantaggio per 5-1 che può portare ad altri 3 punti importantissimi in cassaforte. Poi l'occasione appunto di giocare in casa non può essere sciupata. Si riparte con una punizione per il Viareggio. Piozzini prova a sfruttare un rimpallo, non ci riesce. Rientra in pista Piozzini, è uscito Simone Rondinone ed è rientrato anche Monticelli ed è uscito Amatulli, se non vedo male, sì. Quindi si riforma il quintetto base con Elauzi, Piozzini, Santeramo, Monticelli e Torres. Quindi probabilmente mister Antezza vorrà concludere questo ultimo scampolo di match con il quintetto di partenza e c'è Monticelli che prova a tirare verso la porta ma viene fermato e adesso invece riconquista una sfera in difesa su Cinquini. Si riparte. Cinquini viene anticipato da
Piozzini, ma in maniera fallosa, e quindi l'arbitro fischia una punizione per il club ospite. Tiro dalla distanza senza nulla di fatto. Si riparte con sempre il capitano Francesco Poletti. Pallino sfuggito alla stecca di Cortesi, però è ancora di marca toscana con il numero 6 Toti. Servizio dove non c'è nessuno, ancora Toti, e poi c'è Poletti, capitano. Viene bloccato temporaneamente da Monticelli, ancora Viareggio, ancora il capitano, all'indietro per Cortesi, Cinquini, nulla di fatto, c'è a terra comunque un giocatore del Matera. Nuovo time out quando ormai mancano 6 minuti e 51 secondi alla conclusione del match. 5-1 per il Matera. Diciamo che il Matera nell'arco della partita ha inserito anche alcuni giovani che sono cresciuti hockeyisticamente parlando proprio qui nella città dei Sassi, oltre ad essere materani doc. Dovrebbe essere sempre questo l'obiettivo primario delle formazioni, insomma, in questi sport, quello di puntare e di far crescere i giovani, avvicinarli a questo sport che è molto bello, e poi chiaramente fargli fare pratica in queste gare. La partita sta per ripartire, sempre con una punizione dalle parti della porta difesa da Joseph Elauzi, il capitano, in maglietta bianco-blu, bianco-azzurra, quella del Matera. Si riparte con un recupero del Matera con Ferrara, Torres. Anche lui Torres molto vigile, molto attento, sempre in movimento. Piozzini, Torres autore del quarto gol del poker per la Roller. Tiro in questo momento proprio di Torres, non a bersaglio. Ripartono gli ospiti con il capitano, ricordiamo Francesco Poletti Francesco, ma viene fermato da Elauzi. E adesso c'è il tiro nuovamente di Ferrara, ma bloccato dall'altro Poletti, Filippo Poletti, il portiere. 6 minuti alla conclusione, 5-1 il risultato. Ancora Viareggio in avanti. Parata di Elauzi e rinvio che va a trovare Piozzini, tenta il tiro ma serve Torres. La cui conclusione si spegne lontano dalla porta difesa da Poletti, da Filippo Poletti. Ancora lui, Ferrara per Santeramo, servizio per Piozzini, nuovamente Ferrara, cerca il tiro, viene bloccato, poi c'è Torres servito da Ferrara, si gira, non trova però lo spazio per il tiro e serve all'indietro Ferrara per Piozzini. Santeramo viene bloccato da Cortesi e poi c'è il tiro di Ferrara fuori dallo specchio alla sinistra della porta difesa da Poletti.
nuovamente Ferrara dall'altro lato di pista, però a difendere. 5 minuti e 11 secondi alla conclusione. Santeramo gli sfugge la sfera. Si riparte con il 29 che fa partire un fendente con Cortesi bloccato da Elauzi. Piozzini, ancora lui, serve Santeramo. Torres per Santeramo. Passaggio telefonato è molto semplice, ma ancora Santeramo alla ricerca del tiro, non ci riesce. Sempre lui per Piozzini. Fischio dell'arbitro quando mancano 4 minuti alla conclusione del match. 5-1 in vantaggio la Roller sul Viareggio Hockey. Viareggio che riparte. Prova a prendere il pallino Piozzini, che lotta con il capitano Francesco Poletti, che ha la meglio e serve il suo compagno Cortesi. Dietro la porta bloccato da Ferrara. Si riparte per Piozzini. 3,53 alla conclusione del match, ma è ancora Viareggio sotto di 4 gol, alla ricerca spasmodica della marcatura per cercare di portare quantomeno un pareggio a casa. Ma Matera fa buona guardia, anzi riparte in questo momento con Ferrara, cerca il tiro, ci riesce ma viene bloccato da Filippo Poletti. 3,21 alla conclusione. Nuova ripartenza del Viareggio con Lorenzo Toti. Poi Cortesi ha davanti a sé Ferrara. Il suo tiro viene smorzato proprio da Ferrara, ma è ancora sfera sulla stecca ospite. Il rimpalzo però favorisce Luca Santeramo, vicino alla porta ma è solo. Adesso serve Ferrara. Santeramo, Piozzini, Torres viene bloccato, nulla di fatto. Si riparte con un contropiede bianco-rosso. 2,27 alla conclusione. Fallo su Piozzini. Si riparte 5-1 il parziale a favore della Newco Roller Matera. Altro fallo fischiato, questa volta su Luca Santeramo. Due minuti e 16 secondi al fischio della sirena definitivo. 5-1 per la Roller Matera. Ricordiamo, doppietta di Santeramo, doppietta di Piozzini e gol di Torres. L'unica marcatura invece per il Viareggio Poletti chiaramente Francesco il capitano. - 2,16 alla conclusione. Vediamo che è uscito dalla pista Monticelli. Ora ha subito un duro colpo. Si riparte con quell'azione con un
duro colpo subito da Monticelli, che è uscito proprio dalla pista, è andato forse in infermeria a farsi medicare, ed arriva puntuale il gol del Matera ad opera di Santeramo. Al 23esimo esatto Luca Santeramo mette a segno la sua tripletta personale e quindi chiude definitivamente il match, possiamo dire, perché ormai siamo agli sgoccioli, chiude a favore del Matera con un bel punteggio. Ripartono i lucani proprio in questa altra circostanza con un servizio per Ferrara che viene fermato, servizio di Matera per Ferrara. Matera neo entrato dopo l'uscita di Monticelli, anche lui giovane materano. 1:17 alla conclusione, ancora Matera in avanti con Torres, servizio dove non c'è nessuno ad agganciare la sfera con la stecca e quindi nulla di fatto. Cinquini, il suo tiro viene intercettato da Piozzini, servizio per Ferrara che non aggancia. Si riparte, 50 secondi alla conclusione. Torres 3 contro 1 e conclusione di forse avventata di Ferrara, fuori. E adesso invece dall'altro lato un tiro fuori bersaglio da parte del numero 29 Cortesi. Ancora Matera, dall'altro lato Piozzini, 22 secondi, match ormai ai titoli di coda, con però il Matera che ancora cerca di mettere a segno un altro gol, e ormai sta per finire e termina qui. Matera, New Roller Matera batte 6-1 il Viareggio Hockey. Ricordiamo il tris di reti ad opera di Santeramo, poi doppietta di Piozzini e gol di Torres, mentre per il Viareggio il gol di Poletti. Matera che ha messo a segno 4 gol nel primo tempo e 2 nella ripresa, appunto con la doppietta di Santeramo, e porta a casa 3 punti importanti al termine comunque di una bellissima partita, una bella partita giocata anche dalla formazione ospite, che ha dimostrato di meritare i 9 punti in classifica. Matera ha certamente sfruttato il fattore pista casalingo, che non poteva assolutamente steccare, ecco. Lorenzo Tortorelli vi ha fatto la cronaca e vi dà un buona serata e arrivederci alla prossima partita casalingo.